ciao a tutti dal commentore veneziano ragazzi, Parma, Palermo e ho fatto qualche cambio perché ho giocatori abbastanza stanchi e fuori forma ragazzi, ma forse arriva un centrocampista a parametro zero, l'unico parametro zero forte che c'è da me è veramente una bestia, speriamo. Schürrle subito, Andres, fuori di poco, partiamo bene però. Siamo partiti bene, dobbiamo assolutamente fare bene in campionato perché l'obiettivo è cercare di vincerlo. Werner fuori forma, ho messo Kane, fuori forma anche Rugani, messo Andreolli, anche il Dapre per Fox. Poi c'è Emerson a centrocampo. Tielemans arriva a gennaio e vediamo se riesce ad arrivare il colpaccio clamoroso a parametro zero, speriamo. Dai però ragazzi, dai. Contro il Parma si può e si deve vincere Schürrle. Schürrle qua fa un erroretto, peccato. Comunque avete visto adesso siamo su Premium Calcio ragazzi. Un po' metto Sky, un po' metto Premium così da fare proprio le cose da pro. Schürrle. Schürrle bellissimo per Dybala. Il Diba sta giocando bene in questo momento. Dybala, attenzione Kane! E l'uragano colpisce 1-0 Palermo. E subito il Palermo colpisce alla grande. Siamo al terzo anno ragazzi, veramente fuori. Una stagione ricca di... No, erroraccio gol del Parma, incredibile. Errore di Glick e Varela ne approfittano che voglio... veramente ho preso un gol da culo. Stavamo dominando tranquillamente. Errore di Glick, uno dei primi forse della stagione, cioè della carriera a Palermo, però mi ha costato il gol. Kane. Vai Kane. Kane purtroppo non può fare azioni solitarie così. Dai ragazzi, torniamo subito in vantaggio, bisogna vincere a Parma, Errore qua, errore. Bravissimo Schürrle! Signori, Andres Schürrle, mamma mia che gol di Schürrle. Torniamo in vantaggio. Grande acquisto Schürrle, sta rivelando subito anche lui. Very good. Aia, gol del Parma. Niente, stiamo giocando malissimo. In difesa, Biabiani punisce. 2-2. Da fare, non riusciamo a chiudere sta partita. Siamo già al 67esimo. Catalli. Questa partita vergognosa. Catalli perché... Attenzione, rischio anche di perderla, rischio anche di perderla. Incredibile gol del Parma. Queste sono le cose che mi capitano in campionato, che proprio non riesco a capire. Vietto. Vietto. Pazzesco. 88esimo addirittura la perdiamo. Sempre in vantaggio la perdiamo. Va. Attenzione! Niente, lunga. Partita pazzesca Legno Tardini, la mela. Niente, non mi vanno neanche i contrasti. Niente da fare. Sconfitta pesantissima, veramente pesante, Attenzione Timo. Timo. E sbaglia tutto Timo. Finisce qua. Vai ragazzi, dobbiamo subito recuperare i 3 punti persi col Parma a Firenze in un campo duro, però non ci sono scuse e nella prossima giornata arriva il nuovo acquisto ragazzi, quindi sto già godendo, ha accettato i termini, ci è andata di lusso e anche a pochi soldi, veramente ha voluto poco di ingaggio ed è veramente una bella bestia per noi. Bel centrocampista centrale. E adesso però cerchiamo di vincere questa, ragazzi, in prima classifica dopo 5 giornate, dopo 4 giornate è l'Empoli ragazzi con 9 punti, incredibile, classifica già cortissima, per fortuna le big hanno perso tutte almeno una partita, quindi c'è andata anche bene, forse è finito il ciclo Juve però, Già l'altro anno ha vinto il Napoli l'ultima giornata, pazzesco veramente. Occhio. No, attenzione Salah, Salah, Salah.
Salah. Gol della Fiore. In campionato noi siamo squadra da coppa, non c'è niente. Grande portiere. E si soffre però, ragazzi, si soffre tremendamente. Gol della Fiorentina. Mamma mia, che imbarcata. Jored. Niente, proprio in campionato non esistiamo. E dopo è grandissimo il Kai. Niente. Occhio Gomez, la vuole chiudere la Fiorentina in maniera proprio clamorosa. Gomez. Super Mario. 6 gol in 2 partite ho preso. Ma tiriamola da fuori. Finisce qua. Male. Ragazzi, sono schifato. Anche Matic, adesso lo posso dire, centrocampista bestione 85, che era svincolato, mi arriva a gennaio. Cioè, anche gli svincolati, ma non ha senso. Cioè, gli svincolati devono arrivare, possono arrivare in qualsiasi momento. Comunque, vabbè, lasciamo perdere, Valè, questa stagione non si sta mettendo bene. Devo giocare fino a gennaio con i morti a centrocampo. Bene, Vietto, che l'ho giocato bene con la Fiorentina, uno dei pochi che si è salvato. Sono schifato, ragazzi, veramente. Dobbiamo vincere questa, intanto la Juve è tornata prima, vabbè. Ci sono dettagli, insomma. Partiamo già offensivi. Veramente una vergogna. Ero convinto che lo svincolato arrivasse subito, invece niente. Ora, o cambiate la regola in un giorno, o sta cosa devono migliorarla su PES, eh? Mamma mia. Comunque arriverà Tielemans e Matic, insomma. Quindi abbiamo un centrocampo devastante, però purtroppo farò solo 6 mesi con questo centrocampo perché poi vado via sicuro dal Palermo. Pazzesco, però lascerò un Palermo veramente devastante, sono contento, sono soddisfatto di questo. Però cercherò di comprare qualcuno, qualche mio pupillo me lo porterò via, attenzione di Bala, ho messo di Bala Vietto, ancora coppia leggera di Bala. Grandissimo gol, grande Vietto, debutto da titolare e gol di Vietto. Bravo Lucianone. Bravissimo Liaic, gran numero di Liaic, Nutellino. Cosa sta? Non ci credo. Non ci voglio credere, Shurle, cosa mi sta... Buttala su. Bravo Rulli. Rulli lancia Shurle e non la prende di testa, ti cambio, non riesco a farli, grazie. Regola del vantaggio. Vai Shurle. Dybala non ci arriva. Dai che è quasi finita. Teniamola. Vai Kaison che non ha giocato male. Shurle recupera un buon pallone. Shurle per gli Aic. Nutellino! Finisce qua ragazzi 1-0, meno male. Meno male Beppe. Dybala comunque migliore in campo secondo il gioco. Vediamo la classifica. Dai, 10 punti, già meno 5 però della vetta, non bene. Raga, ho saluto il comandone veneziano, ma siamo ancora vivi. Ciao!